amici telespettatori, benvenuti nella rubrica dell'indovinello. Ciao a tutti! Allora amici telespettatori, devo dirvi che praticamente questa puntata sarà una puntata molto particolare, perché per quanto riguarda la rubrica dell'indovinello abbiamo delle sorprese. Ed esattamente per quanto riguarda i messaggi che ci hanno inviato, praticamente dei messaggi molto curiosi, oltre naturalmente ad inviarci anche la soluzione dell'indovinello, ossia la parola chiave. Sì. Cominciamo subito col dire praticamente qual era l'indovinello della settimana scorsa. Allora, non è molto educato perché ascolta sempre con interesse tutto quello che sente, ma è molto rispettoso perché non parla mai se prima non sei tu a parlare. Era un indovinello che praticamente doveva essere molto difficile, ma in realtà l'hanno indovinato subito. Sì. E difatti ci sono arrivati molti sms con la parola chiave, solo che praticamente in tutti questi sms che ci sono arrivati l'unica vincitrice è stata una ragazza di Trapani, che poi naturalmente vi faremo vedere l'intervista. Adesso diciamo naturalmente i messaggi praticamente che ci sono stati inviati. Allora, telefono Davide da Trapani, pappagallo Maria da Trapani, la voce Rita da Trapani, il silenzio Ale da Trapani. Continuiamo con il cellulare Domenico Giangrasso da Trapani, pensate bene, il cane Daniela da Trapani, poi abbiamo il registratore Nicola da Marsala. Il gattino Margherita da Mazzara del Vallo. Devo dire che questa praticamente era una rubrica degli animali praticamente, Ci hanno inviato sms per quanto riguarda animali molti, giusto? Sì. Continuiamo con la gallina. la gallina, pensate bene, Bello. Vito da Campobello di Mazzara, la gallina, che c'entra la gallina poi? Boh. Vabbè, continuiamo con Il marito Donatella da Trapani. il marito, pensate bene che grande sms, il marito, che c'entra il marito? Questa secondo me avrà il marito praticamente come fanno, eh? E poi la parentela Antonio da Marsala. La parentela Antonio da Marsala, e devo dire che non era nessuno di tutti questi che ci sono stati praticamente pervenuti. Sì. Adesso passiamo naturalmente alla parola chiave. Qual era la soluzione? Ecco. Eco, era facilissimo, 3 parole appena appena, per cui molto facile, e diciamo naturalmente gli sms che ci sono stati inviati, fra cui c'è anche la vincitrice. Allora, Simona da Trapani, Peppe da Valderice, Giovanni da Marsala, Vito da Castelvetrano, Giuseppe da Castellammare, Cristina da Mazzara del Vallo, Enzo da Alcamo. Poi abbiamo Patrizia da Trapani, Francesco da Marsala, Vittoria da Erice e Angela da Trapani. Questi, amici telespettatori, erano alcuni di tutti quelli che ci hanno inviato gli sms con la parola chiave. Naturalmente la maggior parte degli sms non l'abbiamo potuta dire perché mancavano sia di nominativo e sia anche di provenienza, per cui per una prossima volta tutti quelli naturalmente che ci vorranno inviare il loro sms devono naturalmente specificare nome e provenienza, che questo è molto importante, se no noi praticamente non lo possiamo dire, giusto? Sì. Ok, la vincitrice per l'indovinello della settimana scorsa, ed esattamente la parola eco, è stata Simona da Trapani. Ora naturalmente vi faremo vedere l'intervista che abbiamo effettuato a Simona da Trapani e ci rivediamo fra poco, ok? Sentite l'intervista che abbiamo fatto a Simona da Trapani per quanto riguarda la rubrica dell'indovinello, la vincitrice dell'indovinello praticamente della volta scorsa. Ci siamo anche visti la consegna dei premi, ma adesso ci tocca fare che cosa? Dire il nuovo indovinello. Esattamente, amici telespettatori, per cui state bene con le orecchie aperte, bene attenti, perché l'indovinello sarà questo. Sono vecchio e malizioso, sono l'amico dei meccanici, dei bar e delle discoteche. Faccio favori a tutti, ma nessuno mi è riconoscente. Ma in compenso li prendo per il sedere con il loro consenso. Esattamente, amici telespettatori, che cos'è? Indovinate. Esatto, noi siamo qui che aspettiamo i vostri sms perché abbiamo intenzione di premiare il vincitore. Ma attenzione, il premio per l'indovinello prossimo sarà che cosa? Non si sa, perché sono ancora in fase di raccoglimento. Esattamente, fase di raccoglimento significa che noi praticamente stiamo raccogliendo nei nostri sponsor più premi possibili, appunto per far risultare più importante, più contento naturalmente il vincitore dell'indovinello prossimo, giusto? Sì. Per cui, amici telespettatori, noi siamo qui, ripeto, che aspettiamo il vostro sms, ma naturalmente voglio ripetere di nuovo l'indovinello. Attenzione, ascoltate. Sono vecchio e malizioso, sono l'amico dei meccanici, dei bar e delle discoteche. Faccio favori a tutti, ma nessuno mi è riconoscente. Ma in compenso li prendo per il sedere con il loro consenso. Esattamente, quindi amici telespettatori, ripeto, ascoltate bene, ascoltate, riflettete, dopodiché mandateci il vostro sms, noi aspetteremo, ok? Per la rubrica dell'indovinello Alberto vi saluta e vi saluta anche Elita. Ciao amici. Ciao.